Oggi ci troviamo sulle strade del vino e dei sapori del Friuli Venezia Giulia e più precisamente a Butrio, al Scacciapensieri, trattoria e alloggio agrituristico. Prendiamo una bella pentola che sia sempre adeguata, no? In base al peso, una 27 per darvi un aiuto ancora più tecnico è più che sufficiente, in acciaio ancora meglio. Se poi vogliamo utilizzare tegami antiaderenti non c'è nessun tipo di problema, quindi quello che abbiamo a disposizione. Versiamo soffritto, un filo d'olio a piacere e andiamo a sfumare. Okay? Lo stufiamo con l'aiuto di un po' di brodo che avremo preparato a parte, brodo vegetale, oppure se abbiamo tempo anche un bel brodo di carne, in questo caso, che è assolutamente adeguato. E procediamo con il soffritto a stufare e una volta stufato andiamo a versare la trippa. La trippa logicamente listellata, quindi già pretagliata, e quindi dal soffritto le versiamo e andiamo a creare il primo giro di cottura. Una volta che abbiamo amalgamato il tutto e che vediamo rilascio anche dei liquidi, cominciamo ad aggiungere sale e pepe in quantità adeguate. Attenzione che la correzione la possiamo fare poi successivamente e andiamo a sfumare col vino bianco. Il vino bianco per una quantità da 1,5 kg, circa un bicchiere. Ad aggiungere un ingrediente che vi ho lasciato per ultimo ma che non è meno importante degli altri, che è la salsa di pomodoro. Salsa di pomodoro che in questo caso può essere anche preparata prima oppure utilizzando un pomodoro fresco o di conseguenza una salsa che può essere anche già stagionata e quindi di conseguenza pronta all'uso. Andiamo ad aggiungere leggermente un mestolo di brodo per amalgamare anche la salsa e andiamo a procedere alla cottura a fuoco basso per circa 3 ore. Sulla base abbiamo inserito una pollettina morbida per corredare, no, la nostra trippa, poi gli mettiamo circa un paio di cucchiai, no, di trippa abbondante e una bellissima spolverata di montasio stagionato con un filo d'olio a crudo. E signori, buon appetito, perché lì è solo da assaggiare. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e vi ringrazio per l'attenzione, spero che la proviate. Potete venire anche da noi a provarla come tanti altri nostri piatti, quindi vi aspettiamo per poter gustare il Friuli all'interno di un contesto di relax, pieno di attenzioni per voi e dove trovate ogni tanto anche qualche piatto rivisitato, perché anche i territori spesso e volentieri hanno bisogno di sposarsi uno con l'altro per poter ottenere il massimo del gusto culinario. Siamo qui, vi aspettiamo a braccia aperte, grazie e buon Natale!